Amici di Verde a Nord-Est, abbiamo iniziato questa puntata parlando delle verdure di stagione con l'asparago. Non potevamo finire con un dessert, con il dessert per eccellenza in questa stagione per quanto riguarda la frutta, che è la ciliegia. Allora saluto intanto i miei ospiti: Francesco Arrigoni, benvenuto, direttore di Oppo Veneto, e il signor Giovanni Daltoè. Allora, direttore, dove ci troviamo? Ci troviamo a Chiampo, siamo a casa del nostro socio qua di Oppo Veneto, il signor Daltoe Giovanni, che è produttore di ciliegie da ormai molti anni. È un po' il nostro referente in zona per tutti i soci. Allora, abbiamo detto la ciliegia è il frutto di stagione per eccellenza, tante qualità. Che caratteristiche troviamo qui nella zona del Chiampo, direttore? Qua a Chiampo siamo in una zona tipica di produzione della ciliegia collinare, per cui un ambiente ideale per lo sviluppo di questa cultura. Le varietà, diciamo quella tradizionale è la Durona del Chiampo, però ce ne sono tante altre che dopo il signor Giovanni vi racconterà. Siamo venuti qua perché la ciliegia è di elevata qualità. Arriva un momento in cui la ciliegia comincia a finire quelle di pianura, comincia quelle di collina, un po' di collina elevata, perché infatti si raccolgono ciliegie fino a Nogarole, paesi che sono anche qua più alti rispetto a Chiampo. E si può arrivare fino ai primi di luglio con una ciliegia di elevata qualità. Allora, Giovanni Daltoè da tanti anni si occupa di coltura delle ciliegie. Ci raccontava prima, qui la zona, la Valle del Chiampo, tanti anni fa aveva una vocazione diversa, tante stalle. Ora però, per comunque salvaguardare il territorio, la coltura della ciliegia è quello che ci vuole. Sì, cioè, praticamente in questo momento diciamo che in questa zona va la ciliegia e la vite un po' in particolare, però la ciliegia, dicevo prima, è una coltura che si fa da noi, che si va a lavorare, si coltiva un po', diciamo, sabato e domenica, perché è una tradizione e una passione anche da parte nostra. Allora, una bella passione, una bella tradizione. Da quanto tempo, signor Giovanni, lei ha questa coltivazione e quante piante ha? Cioè, adesso le piante non so quante sono, però che coltivo ciliegie sono tanti anni, perché prima c'era mio papà e dopo è passato a testimone a me, quindi sono anni che mi occupo di ciliegie, però che produco veramente ciliegie sono una decina, quindicina d'anni che proprio faccio questo lavoro da me. Prima era in famiglia praticamente. Allora, queste sono delle varietà particolari, ci diceva il direttore Arrigoni, è una zona che ha delle varietà particolari. Sì, c'è la Durona di Chiampo che ecco, poi ci sono altre qualità che abbiamo, adesso stiamo piantando tutti, non solo io, delle qualità nuove, delle qualità migliori, e queste sono qualità ancora, diciamo, qualità fatte da una volta, cioè, diciamo delle more o altre cose, qui sono l'odorone di Chiampo, però adesso stiamo piantando un po' delle qualità nuove, delle qualità migliori per esigenze di mercato. Allora, i nostri amici da casa non le posso, voleva aggiungere Sì, qualcosa il adesso direttore? qua abbiamo la mora di Cazzano, che è un'altra varietà tipica della zona. Loro adesso i nuovi impianti, anche il signor Giovanni ha delle nuove piante un po' più in alto, che dopo andremo a vedere, dove ha messo delle varietà, la Grey Star, la Black Star, che sono un po' più moderni e hanno meno problemi rispetto alle varietà antiche, sono sempre di ottima qualità. Diciamo che non solo le varietà fanno la qualità del prodotto, anche il clima, il territorio, l'esposizione al sole, l'ambiente asciutto, questo favorisce il loro prodotto. Ecco, facendo questo lavoro mi è capitato davvero di vedere come, mi correggerà il direttore, la ciliegia a seconda della località possa cambiare, possa variare come caratteristiche organolettiche. Sì, diciamo che le caratteristiche organolettiche sono influenzate oltre che dalla varietà, che è proprio una questione della pianta, delle proprietà della pianta, anche dal clima
e quindi dall'esposizione al sole piuttosto che l'altitudine dove questa è coltivata. Ma la frutta beneficia un po' tutte di queste caratteristiche, insomma, quindi dalla pianura in certi periodi si mangia qualcosa di meglio, poi quando man mano che avanza l'estate è meglio spostarsi in altezza. Allora, signor Giovanni, i nostri amici da casa sono sempre molto curiosi. Al momento non le possono assaggiare, magari le assaggeremo noi. Quali sono le caratteristiche di queste ciliegie? Sono più dolci? Sono un po' più acidule? Che caratteristica hanno? Sono tanto dolci e anche tanto, hanno una polpa molto dura, una polpa tanto diciamo, diversa da quella della pianura, perché, come diceva il direttore, è il terreno che fa praticamente una ciliegia molto più consistente, un po' più dura, molto più dolce, un po' è dolce, però è un dolciastro però diverso dalle altre ciliegie. Allora, abbiamo visto una caratteristica di questa sua coltivazione: gli alberi sono tutti bassi in modo da garantire anche una raccolta in sicurezza per il personale, e poi abbiamo visto la cura che c'è tra un filare e l'altro, quindi vuol dire che questo lavoro alla fine è doppio, perché garantisce sicuramente un ottimo prodotto, poi tramite Opo Veneto verrà commercializzato, ma viene anche curato l'ambiente, che altrimenti risulterebbe con grossi problemi. Sì, bisogna tenere pulito per i trattamenti anche prima cosa, però ripeto, come diceva lei prima, bisogna tenere pulito il terreno e fare in maniera che la pianta riesca a meglio assorbire tutte le caratteristiche del terreno. Tenendo il terreno con l'erba non si può pretendere che la pianta resti sana, la ciliegia resti sana come quella l'erba sotto. Allora, Francesco Arrigoni mi stava forse anticipando che la Regione ha fatto proprio un monitoraggio. Volevo aggiungere che la cerasicoltura mantiene l'agricoltura legata al territorio e mantiene queste colline pulite, in ordine, e quello che noi vediamo è appunto lo sfalcio dell'erba, che altrimenti verrebbe lasciata a se stessa, non ci sarebbe nessuno. Il fatto che sia il ciliegio obbliga comunque a tenere pulito, a regimerare le acque e via dicendo, e questo è un vantaggio anche per chi dopo abita a valle e oltre che i turisti che passano. Sicuramente, ed è anche una garanzia per i consumatori. A tal proposito volevo chiedere al direttore di Opo Veneto quanto pesa la ciliegia all'interno proprio della produzione e commercializzazione di Opo Veneto. Di Opo Veneto arriva se non ricordo male, a un 2% del fatturato, però è un prodotto che attira molto la ciliegia, che a noi serve anche per veicolare altri prodotti, magari meno pregiati ma di consumo quotidiano, perché insomma quando c'è la ciliegia tutti la vogliono, una ciliegia tira l'altra, infatti si dice, no? Allora, signor Giovanni, lei non è da solo nella cura di queste piante, perché anche i figli, la famiglia, quindi è un valore, una tradizione che si tramanda, lo fanno volentieri. Sì, i figli fanno volentieri, e anche, come dicevo prima con lei, ci sono anche le nuore che vengono darci una mano, cioè nel senso, anche per la raccolta, appunto le piante sono basse, per facilitare la raccolta, meno fatica e meno pericolo per il personale che raccoglie le ciliegie. Allora, è una festa qui quando si raccolgono le ciliegie, perché partecipano grandi e piccini, soprattutto dopo. Sì. Anche perché dopo, finito di raccogliere le ciliegie, sembra sorpresa che quella ci vuole. Quella qui non manca mai. Allora, direttore Arrigoni, mi pare che ci sia una grande attenzione anche nel selezionare coloro che conferiscono il prodotto, e quindi un controllo che sicuramente fa stare tranquilli i consumatori, perché Opo Veneto guarda al consumatore. Sì, devo dire qua come siamo organizzati, gli agricoltori raccolgono le ciliegie, le selezionano per qualità e calibro e dopo le portano a un magazzino che il comune molto gentilmente, che devo ringraziare, ci presta durante questo mese della stagione della raccolta di ciliegie. Noi là arriviamo del nostro personale, controlla la qualità del prodotto, divide le varie partite, carica sul camion e poi le portiamo
in magazzino a zero branco o nei mercati a seconda della destinazione. Allora, una domanda a cui magari potrebbe rispondere sicuramente la moglie del signor Giovanni, ma adesso è impegnata indaffarata con queste ciliegie, si può far tutto, si possono fare i dolci, si possono consumare, immagino così al naturale, si possono conservare sotto spirito, c'è qualcosa di particolare che possiamo suggerire ai nostri amici da casa? Cioè, di particolare non so cosa ripeto, però come diceva lei, sotto spirito si fanno i dolci, si fanno le marmellate e ci fa anche qualcos'altro, cioè, la ciliegia serve per molte cose noi. Allora, tra le altre cose c'è qualcuno che conserva anche il nocciolo e poi fanno quegli sacchetti che scaldano e usano per i dolori, quindi non si butta nulla della ciliegia. Non si butta niente della ciliegia, si mangia e in più si tiene il nocciolo, si fanno le marmellate, si fanno sotto grappa, ovviamente sotto spirito, e le mangiamo molto volentieri da noi. Allora, il servizio di Oppo Veneto è decisamente importante per voi. Sì, sono decine d'anni che Oppo Veneto viene da noi e ripeto, siamo orgogliosi dell'Oppo Veneto, abbiamo, a parte la raccolta di ciliegie, ma anche ci hanno dato delle indicazioni per le piantagioni nuove, per le qualità nuove. Allora, io ringrazio il signor Giovanni Daltoè. Allora, Francesco Arrigoni, velocemente in chiusura, cosa devono controllare i nostri amici sulla provenienza, perché noi ci teniamo che il prodotto consumato sia innanzitutto italiano. Esatto, beh, prima di tutto è un prodotto italiano, poi sulle nostre cassette c'è proprio il marchio Veneto scritto in grande che ci caratterizza con l'accento sulla E che è proprio il nostro distintivo. Le ciliegie nostre sono quelle che vengono da questi territori ad alta valenza, ad alta importanza dal punto di vista ambientale e anche tradizionale della cultura, della storia. Allora ecco, ricordiamo ai nostri amici da casa che quando troverete il marchio di cui parlava il direttore Arrigoni, non consumate solamente un frutto, ma contribuite alla salvaguardia di un territorio. Per oggi è tutto per questa puntata in cui vi abbiamo fatto scoprire le verdure e la frutta di stagione. Noi vi salutiamo qui e l'appuntamento è la prossima settimana, stessa rete, stessa ora.